È stata una partita gestita a livello tecnico molto bene, è stata una delle partite migliori a livello tecnico, a livello di gioco, e quindi siamo doppiamente contenti, perché oltre al risultato è venuta la prestazione, condita anche con i gol dei nostri attaccanti centrocampisti. L'unico momento è stato appunto il gol subito a inizio secondo tempo, però c'è stata reazione rispetto alle ultime partite, che seguiva un altro momento di difficoltà, l'abbiamo superato abbastanza velocemente, con testa, con qualità in campo, e quindi questa è stata la parte migliore della partita. I nostri attaccanti sono giocatrici importanti, lo sanno, lo diciamo tutto l'anno. Gina è arrivata a 10 gol quest'anno, per noi sono stati importanti, siamo contenti per lei, per Lana, è arrivata a 6 gol, e ci è mancata anche una parte della stagione, perché Sabatino oggi non ne ha fatti, ma ne ha fatti ben 7. Sono importanti tutte, vuol dire che la squadra sta bene e arriva negli ultimi 25 metri con qualità, quindi è sempre merito di tutte, e poi ovvio che ci vuole la qualità loro dei nostri attaccanti per finalizzare. Quello che ho detto alla fine alla squadra è essere incazzate per l'ultimo gol, perché non ci stava, per la prestazione, per la parata che ha fatto poco prima lì a Lonnie, una super parata, quindi soprattutto per lei non se lo meritava di prendere questo gol, è stata una distrazione, che però dobbiamo essere arrabbiate per ritornare in campo tra 2 settimane come oggi. È un risultato comunque importante sempre. È ovvio che abbiamo fatto alti e bassi, come ci diciamo sempre, nella stagione, tra campionato e Coppa Italia, e vogliamo finire bene. See, so we started well in the game. The warm up was a bit cosy, so it just felt good that we scored early and then kept going. We had a good mentality, so it was really fun to play today. How I feel about my 10th goal? Yeah, I'm excited. It's my first time to score 10 goals in a season, so something new to stand in the spotlight. But yeah, I start to enjoy it. So the coach also said for us it's 5 finals now, so every game we want to win for us. So it was a good start, and I hope we keep going like this now.